Un movimento silenzioso, ma estremamente significativo. Sta iniziando a prendere forma nei retroscena di Napoli e riguarda uno dei giocatori più apprezzati dell'attuale stagione. Siamo tornati con un nuovo aggiornamento caldo sul Napoli, portando dettagli che aiutano a comprendere decisioni di continuità, fiducia nel progetto e pianificazione a lungo termine. Come sempre, qui il focus è su retroscena e scenario reale. Quindi lascia subito un like e iscriviti, perché il tema di oggi riguarda il rinnovo. La gratitudine reciproca è un nome diventato una pedina chiave per Antonio Conte. Il protagonista è Leonardo Spinazzola. Arrivato a parametro zero nell'estate del 2024, su indicazione diretta di Antonio Conte. L'esterno sta vivendo una vera e propria seconda giovinezza con la maglia azzurra. In pochi scommettevano su un impatto così immediato, ma Spinazzola ha risposto sul campo. È stato uno dei simboli della stagione culminata con lo scudetto, mostrando intensità, equilibrio tattico e continuità, qualità che sembravano lontane negli ultimi anni alla Roma. Il contratto attuale di Spinazzola scade la prossima estate. Inizialmente aveva firmato un accordo biennale, considerato prudente dalla dirigenza all'epoca. Nato nel 1993, il giocatore compirà 33 anni a marzo. Ma il suo rendimento smentisce qualsiasi discorso legato all'età. Così come è accaduto con Juan Jesus, altro atleta rinato a Napoli dopo aver lasciato la Roma. Spinazzola ha trovato l'ambiente ideale per recuperare fiducia, condizione fisica e centralità. Il risultato è stato talmente positivo da meritargli anche la convocazione in nazionale. Nella prima metà della stagione 2025-26, pur convivendo con piccoli problemi fisici, Spinazzola si è confermato come uno dei giocatori più costanti della rosa. La sua importanza va oltre le statistiche, garantisce profondità, intelligenza tattica ed esperienza nelle grandi partite, caratteristiche che Conte valorizza enormemente. Non a caso, lo stesso giocatore ha già espresso chiaramente il suo desiderio: prolungare il contratto fino all'estate del 2028. Altri 2 anni di legame, con l'idea precisa di chiudere la carriera vestendo l'azzurro. Dal lato del club, la reazione è stata estremamente positiva. Il Napoli, sotto la presidenza di Aurelio De Laurentiis, ha mostrato totale rispetto e riconoscenza verso il calciatore e ha già dato segnali di apertura per avanzare nel rinnovo. I contatti con l'agenzia di Davide Lippi, che rappresenta Spinazzola, sono in corso e, secondo indiscrezioni, ben avviati. Non c'è un clima di tensione o di stallo, solo i normali aggiustamenti di un accordo importante. Esiste però un elemento che potrebbe influenzare direttamente l'esito finale: il futuro di Antonio Conte. Spinazzola è arrivato a Napoli su richiesta dell'allenatore, che lo considera un giocatore fondamentale nel proprio sistema. La permanenza di Conte sulla panchina anche nella prossima stagione potrebbe accelerare o facilitare ulteriormente il rinnovo. Tuttavia, fonti vicine al club indicano che il Napoli sta valutando il dossier Spinazzola in modo indipendente, riconoscendone il valore al di là di qualsiasi allenatore. Lo scenario, dunque, è chiaro: Spinazzola vuole restare. Il Napoli vuole riconoscere il suo valore e le trattative procedono in un clima costruttivo. La definizione potrebbe non essere immediata, ma tutto lascia intendere che esista una reale volontà da entrambe le parti di continuare insieme. In un calcio sempre più segnato da rotture rapide, il caso Spinazzola potrebbe diventare un raro esempio di continuità, identità e fine carriera pianificata con calma, qualcosa che la tifoseria azzurra saprà certamente apprezzare.